Le locali del DM componenti Rio in maglia celeste, allenate da Federica Vezzù ed Elisa Salvetti, sono in campo col capitano Sofia Calore alzatrice, Cristina Polato opposto, Camilla Lore e Giorgia Lorenzi schiacciatrici, Valentina Viotto e Giulia Bettella centrali, Manuela Avalese libero. Le ospiti vicentine del Laserjet Orgiano, in divisa rossoblu, guidate da Stefano Marchetto, schierano Claudia Miottello alzatrice, Gloria Cappellotto opposto, il capitano Roberta Spaliviero e Giulia Sinigaglia schiacciatrici, Elena Caparrotto e Giulia Sinigaglia centrali, Giada Zamboni libero. Rio in difficoltà nelle battute iniziali a causa del servizio aggressivo delle vicentine che limita fortemente l'efficacia dell'attacco padovano. L'Orgiano ha buon gioco in difesa, contrattacca appunto con la banda Spaliviero guadagnando un ampio vantaggio sul 10-3, mantenuto poi fino sul 15-8. Nella seconda metà del set le ragazze del Rio migliorano in difesa, riuscendo a colpire in contrattacco dai lati con Giorgia Lorenzi e Cristina Polato. Dal centro con la giovane Giulia Bettella a segno anche in battuta. La rimonta delle locali si perfeziona sul 20 pari, ma l'Orgiano replica passando con regolarità da posto 2, mette ancora in difficoltà la ricezione avversaria, sfrutta un attacco errato della Loro e piazza la lungo risolutivo, conquistando il primo set per 25-22 con la schiacciata vincente sulla parallela di Giulia Sinigaglia. Ottima reazione del Rio in avvio della ripresa, grazie alla concretezza in attacco della valida Cristina Polato e alla battuta insidiosa di Giulia Bettella, interessante centrale 17enne. Positivo anche il rendimento dell'altra centrale padovana, la più esperta Valentina Viotto. Le locali si portano avanti sul 5-2, ma una serie di attacchi errati fa sfumare il vantaggio sul 6 pari. Segue una fase molto combattuta coi sestetti costantemente punto a punto. Nel Rio la giovane Francesca Maritan, anche lei classe 92, subentra a Cristina Polato. La lotta prosegue incerta azione dopo azione. Accanto al valido contributo, soprattutto in attacco, fornito dalle centrali Viotto e Bettella, segnaliamo la bella prova di Giorgia Lorenzi, altra giovane proveniente dal fertile vivaio della società padovana. L'Orgiano fa valere l'esperienza di Miottello, Sinigaglia e Spaliviero, restando agganciato alle locali fino al 19 pari, quando il Rio assesta un break fulminante colpendo in attacco con la Lorenzi, a muro con la Bettella e in contrattacco con la Maritan, vincendo la seconda frazione per 25-20. Le ragazze del DM componenti Rio ripartono col sestetto del set precedente, mentre nell'Orgiano entra la banda Valeria Ferrari e Gloria Cappellotto viene spostata al centro in sostituzione di Elena Caparrotto. L'avvio delle padovane promette bene, con le battute aggressive di Sofia Calore e Giorgia Lorenzi il Rio si porta sul 5-2, ma non tiene alla distanza palesando un netto calo in attacco dove ricorre a continui pallonetti e a deboli piazzate, prevedibili e quindi inefficaci. L'Orgiano cambia marcia, neutralizza gli attacchi avversari e colpisce a ripetizione con l'ottima Roberta Spaliviero, a segno con alcune pregevoli schiacciate. Le Berry che prendono l'iniziativa e passano a condurre sull'8-7, poi fanno il vuoto conquistando un margine crescente che tocca il massimo sul 19-13. L'ottima prova in difesa del libero Manuela Avalese e la maggior caratura in attacco garantita dalla Polato rientrata al posto della Maritan non bastano a Rio per raddrizzare il terzo set. Le ospiti gestiscono bene il vantaggio fino al punto del 25-20, che arriva con l'attacco fuori della Lorenzi. Federica Vezzù fa riposare Camilla Loro e Manuela Avalese, dando fiducia alla giovanissima Eleonora Berto, banda classe 93, e al libero Deana D'Addio, la veterana del gruppo. La neoentrata Berto inizia con un buon piglio in attacco spingendo le ragazze del Rio, che sembrano in grado di riaprire il match opponendo una buona resistenza alle forti avversarie. L'Orgiano perde qualche colpo in ricezione e va sotto di 4 punti sul 9-5, ma Ferrari e Sinigaglia riaccendono l'attacco rossoblu. Le ospiti forzano il servizio con Elisa Pontalto, subentrata alla Miottello, e infilano un break di ben 11 punti volando sul 16-9.
Le padovane non si arrendono e provano a recuperare, riuscendo a bucare la difesa vicentina con la grintosa Lorenzi e la generosa Polato, portandosi quindi a -2 sul 18-16. È il momento cruciale del match. Le ospiti replicano da posto 2 con la Sinigaglia. Poi il muro rossoblu ferma Viotto e Lorenzi e le ragazze del DM Componenti Rio devono inchinarsi all'Orgiano, che chiude sul 25-18 il quarto parziale e l'incontro. Abbiamo trovato una squadra tecnicamente molto valida, ci ha messo anche in difficoltà in parecchi frangenti, soprattutto in difesa. Noi non abbiamo brillato né come attacco e un po' poco incisivi in battuta, comunque alla fine abbiamo portato a casa 3 punti meritati, penso, e che ci possono far ben sperare per un proseguo del campionato. Un campionato abbastanza, diciamo, combattuto, siamo al secondo posto e penso che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Il primo anno della serie regionale, ma siamo seconde e speriamo di riuscire a mantenere questa posizione fino alla fine dell'anno, che ci permetterà un eventuale passaggio in Serie C. Prospettive per il futuro è quello di mantenere i buoni risultati che abbiamo ottenuto fino ad ora e mantenere soprattutto il vantaggio sulle terze. Per il futuro spero che le prossime partite ci diano la possibilità sicuramente di salvarci, questo è il nostro obiettivo, e l'altro obiettivo è sicuramente di far crescere le giovani che disputano anche il campionato di Under 18, per cui questo è il progetto per quest'anno e per l'anno venturo. Sapevamo che era una partita dura, difficile contro la seconda in classifica e la squadra è giovane, per cui insomma ci sono state delle difficoltà e vedremo che succederà. Intanto noi puntiamo alla salvezza e vedremo. È partita non benissimo perché siamo partite appunto un po' così, poi ci siamo un po' riprese, ma diciamo che la prestazione non è stata delle ottime. In ogni caso noi speriamo comunque di migliorare i nostri risultati e di fare bene. Sono contento perché ho visto dei progressi in termini psicologici oltre che tecnici, e sappiamo che da oggi in poi tutte le partite sono importantissime e mi auguro che dopo questa partita le altre siano sicuramente più positive come risultato, perché chiaramente abbiamo già incontrato le 2 squadre in classifica e sappiamo che da oggi in poi ce le giocheremo tutte con questa voglia. Potremo sicuramente raggiungere l'obiettivo prefisso a inizio campionato, che è quello di salvarci e di rimanere in categoria regionale.